Una piazza trasformata in scacchiera, 2 castelli e una cinta muraria che abbraccia tutto questo borgo. Benvenuti a Marostica! Ci troviamo in terra veneta, in provincia di Vicenza, e la nostra visita a questo piccolo borgo medievale inizia qui, dalla famosa Piazza degli Scacchi, dove ogni 2 anni viene giocata una partita con scacchi viventi. Ma come potrete immaginare, in questo borgo c'è molto di più. Ciò che salta subito agli occhi è il castello inferiore di Marostica, una vera perla medievale. Ma vi consiglio di godervi la piazza a pieno passeggiando sotto il loggiato. Qui troverete tantissimi localini, negozi e naturalmente enoteche, perché si sa, il Veneto è patria del vino e delle grappe. E a Marostica sono famosissime quelle con le ciliegie. E adesso andiamo a visitare il castello. Il castello inferiore risale al XIV secolo e può essere visitato tutti i giorni. L'ingresso è a pagamento, ma il biglietto costa soltanto 5 euro, quindi vi consiglio di entrare, perché non solo vi potrete immergere nella storia della cittadina, ma raggiungerete anche un punto panoramico davvero strepitoso. Appena entrati ci ritroviamo nella corte d'armi, dove possiamo ammirare antiche catapulte, affreschi e anche il pozzo, in pietra di Asiago, posto al centro del cortile. Salendo le scale invece arriviamo al grande loggiato, da cui si può accedere agli interni, come la sala del consiglio, che tuttora ospita i maggiori eventi culturali della città, la stanteria e la sala del camino, alloggio privato del podestà in epoca veneziana e successivamente sede del potere austriaco locale, e a testimoniarlo ci sono gli stemmi presenti sulle pareti. Ma come vi anticipavo, Marostica è famosissima per la sua partita agli scacchi viventi. Si tratta della rievocazione storica della partita giocata nel 1454 da 2 gentiluomini di Marostica. La leggenda, infatti, narra che i 2 si innamorarono della figlia del castellano, la bella Leonora, e anziché sfidarsi a duello, proibito dalla legge veneziana, i 2 avversari furono obbligati dal castellano a contendersi l'amata con una partita a scacchi viventi, che si giocò proprio in piazza. Preferisci bianchi o neri? I bianchi. Allora cominci per primo. Ritornando sul loggiato, prendiamo le scale per risalire la torre più alta del castello, utilizzata un tempo come carcere. E da qui si accede a una delle parti più spettacolari di tutto l'edificio. Si tratta del cammino di ronda esterno, dove potrete passeggiare tra torri e merletti, proprio come nel Medioevo. E soprattutto potrete godervi la vista su Piazza degli Scacchi, che dall'alto è ancora più bella. Se siete buoni camminatori, vi consiglio di risalire la collina, fino a raggiungere il castello superiore, oggi trasformato in ristorante. Purtroppo noi l'abbiamo trovato chiuso per lavori, quindi sarà per la prossima volta. Proseguiamo comunque il nostro giro su per la torre, visitando le carceri e la sala del capitano, il punto più alto che potete accedere durante questa visita. E anche qui il panorama non è affatto male. Infine, tornando sul cammino di ronda, si scende verso il sottotetto, adibito un tempo a magazzino e alloggio per le maestranze. Oggi invece custodisce l'armeria della partita a scacchi e potrete viaggiare indietro nel tempo grazie alle mostre fotografiche. La nostra visita a Marostica termina qui. Come vedete, il borgo è davvero delizioso, ma per visitarlo vi basteranno poche ore. Per organizzare una giornata o un weekend, però, potrete abbinare la visita a quella di Bassano del Grappa, oppure spingervi più a nord fino all'altopiano di Asiago. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuove destinazioni di viaggio.